Che a me un dirigente di questa regione mi venga a chiedere di stralciare quella parte perché probabilmente si è sentita toccata nel vivo, io non l'accetto e mi auguro che nessuno dei miei colleghi possa accettare un comportamento del genere. E ripeto, è successo a me per la prima volta in 4 anni. Che mi si venisse a chiedere di stralciare una parte che dei consiglieri, una consigliera e io sottoscritto abbiamo inserito in una relazione, no? Non si sa per quale motivo. E alla domanda, ma scusate, quale parte mi state contestando di quello che c'è scritto qua dentro? Mi si viene a dire nessuna. Ma voi continuate con le insinuazioni che siano state fatte cose irregolari. Allora, tra le 6 perizie di variante che sono state fatte e i lavori complementari che sono stati affidati alle stesse imprese che stanno lavorando lì, questo è un dato di fatto, non è un'insinuazione. In commissione abbiamo sollevato altri problemi rispetto a quei lavori e rispetto anche alle modalità con cui anche in questo disegno di legge si potranno prevedere gli affidamenti, i lavori, la direzione dei lavori e quant'altro. C'è stato anche, tra virgolette, un battibecco con il consigliere Lauri sul ruolo dei progettisti e dei direttori dei lavori, ma non perché io sostengo che un geologo non possa fare il progettista o il direttore dei lavori. L'ha sostenuto il provveditorato delle opere pubbliche interregionale, l'ha detto all'ordine degli ingegneri, l'ordine degli ingegneri lo dice alla regione aspetta 2 mesi e fa fare la 4ª perizia di variante sempre allo stesso professionista. Una settimana dopo fa la 5ª perizia di variante, però cambia e la fa fare un ingegnere. Come mai? Non si sa. Cambiate idea? Può fare quello che vuole, va bene. Ma i geologi possono fare i progettisti? Possono fare i direttori dei lavori? Non si sa. Io ho provato a chiederlo in direzione e mi è stato risposto che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per farlo. Bene, noi abbiamo affidato la 5ª perizia di variante a un ingegnere, la 6ª perizia di variante a un ingegnere, i lavori complementari a un ingegnere e poi mi sento dire che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per fare queste cose. Cioè, allora, calma e sangue freddo. Massimo rispetto per tutti, massimo rispetto per il lavoro di tutti, ma che questo però valga per tutti. Ok? Bene, la ringrazio. No, non sono minacce. Si richiede rispetto per il lavoro di tutti, Marsilio, non sono minacce. Ok?